Buonasera, ben ritrovati in diretta con il nostro TG puntualissimi, ma vediamo i nostri titoli. Sanità dello Ionio Cosentino al centro del confronto fra i sindaci e il commissario della sanità Cotticelli. Servizi inadeguati e potenziamento necessario. Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 registrata nel primo pomeriggio nel Cosentino, epicentro a Cerisano. Presentato questa mattina a Corigliano Rossano il servizio Trenitalia che collegherà Sibari a Bolzano. Il cadavere di un uomo di 69 anni è stato rinvenuto in una zona impervia nel comune di Lainoborgo. Potrebbe trattarsi di un incidente di caccia. Il procuratore di Castrovillari dice: non escludiamo nessuna pista. Esplode il forno a gas e distrugge una pizzeria a Polissena, danni anche alle abitazioni vicine. Ancora buonasera dagli studi di Teleuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, parliamo di sanità con l'ospedale della Sibaritide, dello sblocco del turnover, le priorità emerse dal tavolo fra i sindaci dell'Alto Ionio Cosentino e il commissario alla salute Saverio Cotticelli. L'incontro organizzato dal primo cittadino di Corigliano Rossano è servito anche per fare il punto della situazione e tranquillizzare la popolazione del territorio. Forse è stata l'ultima occasione per ascoltare le esigenze di un territorio e per tentare di tracciare un programma di rilancio della rete ospedaliera e assistenziale e sanitaria della Sibaritide. I sindaci hanno scelto il dialogo, accantonando toni alti e tensioni, per provare un approccio costruttivo con il commissario Cotticelli, per la prima volta nell'area dell'Alto Ionio Calabrese. La delegazione dei primi cittadini, guidata dal sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, ha esposto il lungo elenco di criticità al commissario, presentando una proposta unica e valida per il miglioramento dei livelli assistenziali. E se il tasso è 1, non è 3, e comunque lei qua non ha visto, come dire, non mi sembra che abbia visto gente che è venuta col fucile, vuol dire che è un territorio che comprende anche, no, che ci possono essere dei periodi in cui si ha difficoltà, ma il tasso di 1 su 1000 è un tasso allucinante. No, ma io volevo sapere una cosa però, Speranza, quest'estate abbiamo fronteggiato l'emergenza con qualche accoltellamento, in cima alle priorità la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide, che proprio ieri ha fatto registrare il passaggio di consegne tra la Tecnis e la nuova società subentrante nei lavori di realizzazione. Prima però l'esigenza di mettere mano alle strutture e all'offerta sanitaria esistente, dalla riorganizzazione dell'ospedale Spock di Corigliano Rossano alla realizzazione della Casa della Salute nell'ex ospedale di Cariati, fino all'apertura del presidio ospedaliero di Trebisacce e alla massima attenzione per le aree interne. Abbiamo un grosso problema che è la premessa per la soluzione di tutti gli altri, che è la costruzione dell'ospedale della Sibaritide, perché con questo ospedale noi, e quindi io mi occuperò personalmente per accelerare i tempi, noi risolveremo tutti i problemi. Il presente, che è figlio del passato, noi adesso stiamo facendo degli sforzi sovrumani per renderlo efficiente. Il governo è riuscito a introdurre una norma nel decreto Calabria che sblocca finalmente il turnover. Questa è la più grossa vittoria, oltre a tutte le altre, che è un segnale di vicinanza del governo ad una regione particolarmente sfortunata. Sto già preparando il piano assunzionale in base ai fabbisogni delle singole aziende, che stiamo cercando adesso di concretizzare il più breve tempo possibile, dopodiché io porterò la mia richiesta ai tavoli per farmi validare poi i decreti con cui io disporrò di assunzioni di medici, infermieri, OSS, eccetera. Finalmente noi doteremo la Calabria del personale necessario a far fronte alle esigenze. Ancora sanità, perché dopo le rinunce di molti manager nelle aziende sanitarie del territorio, cosa accadrà ai vertici proprio della sanità calabrese e soprattutto cosa dovrà fare il nuovo ministro alla salute del governo giallorosso?
Rinuncia anche la manager dell'azienda ospedaliera di Catanzaro, Isabella Mastrobuono, nominata solo un mese fa dal Consiglio dei Ministri. Che dire, un altro colpo a vuoto per la sanità calabrese, un settore in affanno. Il decreto varato dal primo governo Conte e dall'ex ministro Grillo non ha sortito gli effetti sperati, anzi la situazione è addirittura peggiorata. Ma adesso, con il nuovo esecutivo, cambierà qualcosa? Cosa chiedere al nuovo ministro della sanità Roberto Speranza? Il ministro Speranza, sul quale io confido moltissimo, sotto il profilo del cambiamento di ciò che può accadere in Calabria, si pongono a lui due problemi. Il primo è di carattere politico e quindi smentire il governo precedente sugli errori che ha commesso, sintetizzando, portando a norma e a regola dell'ordinamento il decreto Grillo, quindi convertito nella legge 60. Un nuovo governo che dovrà ammettere di aver sbagliato con l'emissione del vecchio provvedimento, eventualmente arrivare sino alla sua abrogazione. L'altro problema è di carattere specificamente legislativo, cioè le emergenze sono tali e tanti in Calabria da richiedere un nuovo provvedimento, quindi il governo, secondo me, dovrebbe intervenire con un ulteriore decreto legge puntato, mirato solo a risolvere le emergenze che stanno uccidendo la Calabria. La dimostrazione di un pronto soccorso chiuso a Corigliano per assenza dei medici tornanti è un fatto di una gravità assoluta che oggi nel Paese è l'unica ad essere conosciuto nella storia della salute pubblica. E si apre invece uno spiraglio sulla vicenda degli 80 OSS in servizio presso l'ospedale di Cosenza dopo la notizia di ieri dei licenziamenti. Vediamo. Solo ieri la notizia diffusa dall'Unione Sindacale di Base sui licenziamenti a partire dal 30 settembre di 80 OSS in servizio nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza per il mancato rinnovo dell'appalto con la Coop Service. Oggi invece arriva una buona notizia dalla segreteria UIL FPL di Cosenza che fa sapere che ieri una delegazione di lavoratori guidata da Pino Molinari ha incontrato il presidente Oliverio per scongiurare una proroga al servizio estensivo di appalto. Dopo un'estenuante riunione con il generale Cotticelli ha concordato l'autorizzazione alla AO di Cosenza di proroga fino al 31 dicembre 2019. L'altro passaggio toccherà i sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL che dovranno nei prossimi giorni incontrare la cooperativa emiliana per poter chiarire comunque l'illegittimità del licenziamento, aspettando però la conferma da parte dell'azienda ospedaliera di avvenuta proroga. Dunque si apre uno spiraglio in questa vicenda che aveva creato allarmismo per una sanità sempre in emergenza alle nostre latitudini. Ed è proseguita per tutta la notte la protesta dei precari dell'azienda ospedaliera di Catanzaro dopo le lettere di licenziamento già ricevute dagli interessati. Sono rimasti nel piazzale della cittadella regionale per tutta la notte i precari dell'ospedale Pugliese Ciaccio, medici, infermieri e operatori sociosanitari a cui in queste ore stanno arrivando le lettere di licenziamento. L'incontro interlocutorio che nessuna soluzione ha individuato con il presidente Oliverio e il commissario alla sanità Saverio Cotticelli. Il nulla di fatto al termine della riunione ha esasperato gli animi e si è deciso per la protesta d'oltranza. In 200, come ben evidenziato sugli striscioni, lottano per mantenere il posto di lavoro. I precari contestano anche il mancato preavviso e le modalità con cui stanno arrivando le lettere di licenziamento. Un'avvertenza non nuova da 3 anni. Tante famiglie vivono con la preoccupazione dell'incertezza occupazionale. Non è la prima volta che protestano a Catanzaro in 36 mesi. Nessun passo in avanti è stato compiuto. Sono rimasti precari e nelle corsie degli ospedali, nel lavoro quotidiano, non sono venuti meno alle responsabilità. Sacrifici che sul fare della sera di settembre, quando il nostro operatore ha girato le immagini, sono sembrate inutili. Sul piazzale ci sono anche i bambini che ignari corrono e i passeggini, padri e madri che si chiedono quale futuro dare ai loro figli. La notte insonne è il paradosso di uomini e donne che perdono il lavoro in un settore nevralgico, quello della sanità, in cui la carenza di personale
è da emergenza. 3.000 sono le caselle vuote nelle piante organiche degli ospedali calabresi. L'avvertenza dei precari del Pugliese Ciaccio non è cosa che riguarda solo le 200 famiglie coinvolte, ma riguarda tutti, perché nelle corsie dell'ospedale 200 persone in meno significa meno assistenza e meno cura per i pazienti, meno diritto alla salute per tutti i cittadini. Lasciamo la sanità, parliamo di cronaca con un terremoto di magnitudo 3.4 che è stato registrato nel primo pomeriggio nella zona di Cerisano, a pochi chilometri da Cosenza, con epicentro a 32 chilometri di profondità. Vediamo. Sono le 16:11 quando nella provincia di Cosenza una forte scossa viene avvertita dalla popolazione. Un boato e poi il movimento tellurico durato pochi secondi creano allarmismo e preoccupazione fra i cittadini. Una serie di telefonate ai cari e poi sui social inizia la corsa per capire se sia davvero il terremoto quello avvertito nel primo pomeriggio in tutta l'area del Cosentino. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dice che l'entità della scossa è di 3.4 e l'epicentro si è registrato a Cerisano, alle porte di Cosenza, a 32 km di profondità. Il sisma, avvertito in tutta l'area urbana, nel Savuto fino al Tirreno Cosentino, ha creato allarme, tant'è che alla sala operativa dei Vigili del Fuoco sono giunte diverse telefonate. Per fortuna però non sono stati segnalati danni a cose o persone. Grande paura in tutto il comprensorio calabrese, soprattutto da parte di coloro che si trovavano nei piani alti degli edifici. In alcune zone la gente è corsa subito fuori di casa o dagli uffici, riversandosi in strada. La Regione Calabria ha presentato questa mattina a Corigliano il treno che, partendo da Sibari, raggiungerà via Roma la città di Bolzano. Da lunedì 16 settembre un nuovo collegamento di Trenitalia unirà la Calabria a Roma e a Bolzano. Il servizio è svolto su richiesta della Regione Calabria. Oggi il treno veloce Frecciargento è stato presentato a Corigliano Rossano. Noi stiamo investendo in questa direzione perché questa è una iniziativa che è a totale carico della Regione. Vorrei che fosse chiaro. Abbiamo investito 1.800.000 euro per fare partire questo collegamento. È in atto anche l'ammodernamento e l'elettrificazione del binario della Ionica e appena sarà completato fino a Crotone, poi a Catanzaro e fino a Merito Portosalvo, via via che sarà completato questo lavoro di ammodernamento e di elettrificazione si allungherà il tracciato della Freccia. Quindi non è una scelta che taglia il sud della Calabria, è una scelta che parte da Sibari perché Sibari è pronta. È una strategia quella che stiamo portando avanti, gli investimenti che abbiamo realizzato in questi anni sono in direzione del rafforzamento del ferro e dell'ammodernamento della ferrovia ionica, di avvicinare le distanze temporali tra la Calabria e Roma. Il Frecciargento parte da Sibari alle 6:15 con fermate anche a Paola e a Scalea, previsti anche collegamenti di servizio con le linee degli autobus regionali e ci saranno presto altre novità. Abbiamo già chiesto una fermata a Settimo di Montalto. Come sapete a Settimo di Montalto sarà realizzata la nuova stazione. In attesa della nuova stazione investiremo subito perché prima di Natale possa essere realizzata una piattaforma per raccogliere tutto il bacino dell'area urbana e della università. Torniamo alla cronaca perché il cadavere di un uomo di 69 anni è stato rinvenuto in una zona impervia nel comune di Laino Borgo. Potrebbe trattarsi di un incidente di caccia. Il procuratore di Castrovillari ha detto: non escludiamo nessuna pista. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Mario Bonafine, di 69 anni, di Laino Borgo, ritrovato privo di vita tra i boschi in una zona impervia del comune montano del Pollino nella tarda serata di ieri. Potrebbe essere morto a causa di un incidente di caccia. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato in una zona impervia in contrada Bavogio e secondo i primi rilievi effettuati presentava una ferita da colpo di fucile probabilmente calibro 20 fra il fianco e le spalle. Forse una battuta di caccia finita in tragedia. Sarà l'esame autoptico a dare conferma a questa ipotesi, che al momento sembrerebbe la più accreditata.
Gli inquirenti hanno ascoltato i familiari dell'uomo, che hanno confermato che era uscito di casa proprio per una battuta di caccia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari per recuperare il corpo dopo essere stati allertati dai carabinieri. Non escludiamo nessuna pista, ha detto il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla, che dice: come procura stiamo valutando una serie di circostanze, lavoriamo a largo raggio perché il posto dove è stato ritrovato il cadavere ci sembra anomalo, come il tipo di caccia che si stava effettuando. Bonafine era solo, ha poi aggiunto Facciolla, e l'autopsia chiarirà se il colpo ha interessato organi vitali e se poteva essere soccorso. Ora cronaca con un blitz contro l'assenteismo. A Scilla, nel Regino, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno notificato al termine dell'operazione denominata Free Time un avviso di conclusione delle indagini a 30 dipendenti della casa di cura di Scilla. Sono indagati per truffa aggravata ai danni dell'ente di appartenenza. Questa è la casa di cura di Scilla, già ospedale Scillesi d'America, in organico 45 dipendenti, ma al lavoro si sarebbe recato solo un terzo del personale. Le fiamme gialle hanno beccato 30 furbetti del cartellino. Oggi sono stati raggiunti da un avviso di conclusione delle indagini per truffa aggravata nell'ambito dell'operazione denominata Free Time. 2/3 del totale del personale dunque si sarebbe assentato abitualmente dal posto di lavoro grazie a favori reciproci e falsificando i brogliacci cartacei riportanti i turni di servizio, e non solo. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Reggio Calabria diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, alcuni impiegati addirittura coperti dai colleghi d'ufficio non facevano neppure ingresso nella struttura sanitaria, sebbene figurassero regolarmente in servizio. Grazie a riprese video e servizi di osservazione, pedinamento e controllo andati avanti per 3 mesi, i finanzieri hanno accertato il sistema messo in piedi dagli indagati. In media ciascun dipendente arrivava ad assentarsi anche per diverse ore al giorno su un orario previsto giornaliero di 6 ore di servizio. Molti impiegati, hanno documentato gli inquirenti, giungevano la mattina con oltre 2 o 3 ore di ritardo e senza neppure dover firmare l'apposito brogliaccio. Il collega d'ufficio infatti aveva già provveduto a firmare per loro in entrata. Poi ovviamente i colleghi ritardatari della mattina ricambiavano all'uscita il favore a chi aveva firmato in ingresso. In tal modo, sempre secondo gli investigatori, diversi impiegati potevano abbandonare ingiustificatamente il proprio ufficio con largo anticipo e senza neppure dover registrare la fine del proprio turno di servizio. In questo modo gli indagati, durante l'orario di lavoro, potevano usufruire di lunghe pause caffè nei diversi bar della città, potevano andare a fare shopping lungo il corso o addirittura dedicarsi ad altre attività lavorativa. Armi e munizioni e droga trovate dagli agenti della Polizia di Stato a Paola. Il blitz in un'abitazione del centro del Tirreno. Gli agenti del commissariato di Paola si erano concentrati sull'abitazione di un sorvegliato speciale, hanno effettuato una perquisizione con gli uomini del reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale in uno stabile di Amantea, ma nonostante le ricerche approfondite non avevano rinvenuto nulla di particolare. Poi l'intuizione di spostare le ricerche all'ultimo piano dell'edificio di 4 piani, la mansarda. È lì che gli agenti hanno trovato di tutto. Armi, un ingente quantitativo di munizioni e circa 40 grammi di sostanza stupefacente, un fucile a canne mozze, una pistola Beretta e munizioni per pistole e fucili, un barattolo contenente la marijuana e dei guanti di lattice. Con il supporto della polizia scientifica verranno effettuati esami balistici per accertare se le armi siano state utilizzate in precedenti episodi delittuosi. Ed ora a Cosenza per parlarvi di una notizia che ha suscitato dure critiche non solo sui social ma anche da parte di esponenti politici cittadini, di un bimbo di colore aggredito proprio in pieno centro città. Come vedete proprio le immagini della questura, è stato individuato e denunciato dalla polizia l'uomo che a Cosenza avrebbe colpito con un calcio il bambino di 3 anni, denunciata anche la moglie. Si tratta di una 22enne e di un 24enne, entrambi secondo l'accusa e secondo anche alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena hanno aggredito il piccolo che si era avvicinato alla carrozzina della loro figlia neonata. I due sono stati denunciati con l'accusa di lesioni personali aggravate. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca.
Una forte esplosione seguita da un incendio si è verificata in una pizzeria a Polistena. Il boato ha svegliato molti residenti della zona, tra le ipotesi lo scoppio del forno a gas, anche se tutto è al vaglio degli investigatori che potranno contare sulle immagini registrate dalle telecamere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato, registrati danni ad abitazioni vicine e all'interno del parco della villa comunale. I carabinieri di Cirommarina hanno arrestato un 24enne di Strongoli con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, dopo aver fermato l'uomo a bordo di un'autovettura durante un controllo alla circolazione stradale, hanno proceduto alle perquisizioni personali e del veicolo, trovando oltre 1 chilogrammo di marijuana suddivisa in 15 involucri. Un centinaio di persone armate di bastone e spranghe di ferro ha fatto irruzione la notte scorsa in un palazzo nelle vicinanze dell'ospedale di Lamezia Terme per dare la caccia a Samara, che a loro dire si aggirava in un parco. È stato necessario l'intervento di carabinieri e polizia per riportare la situazione alla tranquillità. 2 provvedimenti di Daspo emessi dalla Questura di Reggio Calabria nei confronti di 2 ventenni reggini che nel corso della partita a Reggio Cavese avrebbero a volto coperto cercato di raccogliere pietre lungo il percorso previsto dai mezzi della tifoseria ospite. Adesso ci spostiamo a Vibo per parlarvi di una bella iniziativa promossa dal Consiglio Comunale affinché le scuole adottino un monumento. Sentiamo. Il rapporto fra scuole ed enti locali rappresenta una grande occasione per un miglioramento reciproco ed un grosso vantaggio per la collettività. Ed in questo senso è da sottolineare la proposta del vicepresidente del Consiglio Comunale di Vibo Valentia Giuseppe Policaro, che ha ottenuto il voto unanime del civico consesso. Si tratta dell'adesione al progetto Adotta un monumento per coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado della città di Vibo Valentia, un progetto creato dalla Fondazione Napoli 99 che ha già sortito effetti positivi in altri centri italiani e che potrebbe essere rilanciato anche in altre realtà territoriali della Calabria, soprattutto quelle dove le scarse risorse economiche impediscono agli enti locali una continua e costante manutenzione del patrimonio storico-culturale. L'idea è quella di coinvolgere il mondo delle scuole e gli studenti in particolare, affidando ai giovani i monumenti della città. È appena il caso di ricordare che alcuni dei monumenti dell'antica Monteleone o della Magno-Greca Iponion, oggi Vibo Valentia, potrebbero essere adottati dagli studenti. Si pensi il monumento alla Milite Ignoto, il monumento a Michele Morelli, il castello, le mura greche, la malandata Fonte Scrimbia, San Michele del Suo Campanile, l'ex convento dei padri domenicani oggi Valenzianum, l'Arco di Marzano, il castello di Bivona, Palazzo Gagliardi ed altri ancora. L'auspicio è che anche attraverso questa iniziativa, con il coinvolgimento attivo di tutte le scuole del territorio, Vibo Valentia possa coltivare in maniera unitaria ed organica il vero, il bene e il bello per amare ancora di più la propria città. Adesso la musica con il concerto della PFM a Catanzaro, vediamo. Filtra già il giorno come sempre sarà. Quando sono entrato con la PFM l'ho fatto perché ho avuto la sensazione che con la PFM avrei potuto fare questo mestiere per tutta la vita, ma mai immaginavo che sarebbe andata in questo modo, perché è fantastico, potremmo andare avanti altri 10 anni.
su queste note musicali adesso diamo la linea al meteo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'attuale fase di tempo variabile prosegue sulla Calabria. Per la posizione dell'anticiclone nelle Azzorre è sbilanciato verso l'Oceano Atlantico, che favorisce la discesa lungo il suo bordo orientale di correnti più umide e fresche, che causeranno sulla nostra regione una debole instabilità. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nubi sparse su tutta la regione con possibili piogge in particolare sui versanti tirrenici e versanti ionici cosentini, deboli piovaschi anche sulle aree montuose, temperature stazionarie. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mosso a tratti molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati di direzione occidentale, poco mosso il Mar Ionio con venti di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.